Buonasera, benvenuti a 60 minuti questa sera in edizione più ampia per parlare appunto della guerra in Ucraina. Il 9 maggio sta per finire, a Mosca sono passate da poco le 22, la Russia ha celebrato oggi la vittoria dell'Armata Rossa 77 anni fa contro la Germania nazista. L'ho fatto anche come consuetudine con la parata militare, uno sfoggio di potenza, di grandezza, una sorta di esibizione dello status internazionale di potenza militare della Russia, un paese che dal 24 febbraio è partito in guerra per decisione del presidente Putin, ha attaccato e invaso l'Ucraina. Questo 9 maggio era caricato di molti, forse anche troppi significati. Ci si aspettava che le parole del presidente russo potessero rappresentare una svolta nel conflitto, così non è stato, non si poteva annunciare una vittoria che non c'è, non si potevano alzare i toni più di quanto si è già fatto nelle ultime settimane, si poteva dire, ed è stato detto, che la Russia ha agito da Stato sovrano perché minacciata dalla NATO per conto degli Stati Uniti. L'Occidente voleva invaderci, ha detto oggi Vladimir Putin. Queste le immagini da Mosca. Questa mattina sulla Piazza Rossa Antonio Caprarica il 9 maggio era caricato di tanti significati, abbiamo detto forse anche troppi significati, ma che titolo daresti a questa giornata? Imbarazzo di un leader che contava evidentemente di arrivare a questo appuntamento in condizioni diverse, a mio avviso, ma credo anche a giudizio della maggior parte degli analisti, l'idea che la guerra potesse avere un'accelerazione sin nei primissimi giorni e quindi portare dei risultati se non una settimana, poco più, e invece sono passati 2 mesi e mezzo e le conquiste sul campo sono irrilevanti o insignificanti rispetto alla magnitudine dello sforzo profuso, e l'idea di abbattere il governo legittimo in Ucraina è saltata, così come l'idea di occupare Kiev e di instaurare un regime fantoccio. E che cosa poteva dire quest'oggi Putin al suo popolo se non semplicemente cercare da capo nel mito della vittoria una rilegittimazione del suo potere? Questo è stato il suo sforzo questa mattina, trovare nuovamente legittimazione nel corso di un'impresa che sta andando di gran lunga diversamente da come lui immaginava e sperava. Sta andando in modo molto diverso in effetti rispetto a pensiamo a tutte le intenzioni che aveva la Russia il 24 di febbraio. Noi appunto questa sera cominciamo la puntata guardando che cosa è successo in queste settimane. Sono successe tante cose terribili, lo facciamo per cercare di capire a che punto siamo e anche da che parte andremo. Colpi. Per più di 2 mesi sono partiti i colpi e sono andati a pezzi le case, alcune certezze, molte vite umane. Siamo nel 2022, in Ucraina la guerra va online, ma un colpo resta un colpo, una guerra resta una guerra. Manda i civili sottoterra. Li manda nelle file per prendere un treno o in coda per scappare, chi a est, chi ad ovest. Ci sono bocche che non parlano più, ci sono occhi che la dicono lunga. Sui simboli si è già detto tutto, sulle propagande anche. Chi ha ragione, chi ha torto, chi le sa tutte. Le immagini talvolta sembrano parlare da sole, talvolta vengono contestate, in ogni caso vanno verificate se possibile. Nel 2022 un'acciaieria di cui pochi avevano sentito parlare prima può diventare il centro del mondo, quel mondo che si definisce civilizzato. Gli occhi non sono fatti per parlare, o forse sì. La macchina degli aiuti umanitari, quella della solidarietà, si è attivata.
c'è e lavora senza sosta, quando può. Una guerra non si può raccontare in 2 minuti, quindi in realtà a che punto siamo? Tutto questo è accaduto in soli 75 giorni dalla fine del mese di febbraio di quest'anno. Immagini ne avremmo potute mostrare tantissime, altre queste evocano quanto è accaduto nel servizio realizzato da Verena Szabo. Allora, Mauro Gilli, attacco all'Ucraina, operazione speciale, come dice Vladimir Putin, è un'azione preventiva, ha detto sempre Putin questa mattina. Perché questa lettura della realtà che fa il presidente russo appare perlomeno fragile, secondo lei? Perché non c'era nessuna ragione oggettiva per la Russia di sentirsi minacciata dall'Ucraina e in generale dai paesi occidentali. Insomma, l'Ucraina è un paese più piccolo, più povero, più debole da un punto di vista industriale e militare della Russia, quindi non è credibile pensare che fosse un pericolo. Per quanto riguarda la NATO, quanto si è discusso molto negli ultimi mesi, insomma noi viviamo in Svizzera, nessun cittadino svizzero si sente minacciato dalla NATO che circonda la Svizzera. La stessa cosa si può dire per l'Austria. Questa retorica serve chiaramente a giustificare, prima della guerra, le ambizioni neoimperiali russe e ora che la guerra è iniziata, dare una giustificazione di una missione che è andata molto molto male. Abbiamo capito però che in questi 8 anni, dal 2014 in avanti, la presenza militare internazionale, in particolare statunitense, con probabilmente consulenti e altre persone che sono in grado, diciamo, di istruire l'esercito ucraino, è stata forte, è stata forse uno degli elementi che la Russia ha sottovalutato. Sicuramente, e questo è molto interessante come domanda. Come mai la Russia non è riuscita a cogliere la quantità di supporto che i paesi occidentali hanno dato all'Ucraina in questi 8 anni, in particolare nell'ultimo anno, in termini non solo di materiale bellico, ma anche di addestramento, perché questo materiale deve essere usato da personale competente, e anche in ultimo, quanto si è parlato nelle ultime settimane, la mole di informazioni, di intelligence che i paesi occidentali hanno condiviso in tempo reale con le forze ucraine, permettendo a queste quindi di colpire bersagli a volte molto ben camuffati. Questo è un aspetto molto interessante perché l'Occidente ha offerto molto aiuto militare già prima e poi in questi 2 mesi e mezzo ancora di più all'Ucraina, ma la Russia ha attaccato e invaso un territorio che conosce come le proprie tasche. Quindi dal punto di vista russo, come è possibile che la guerra stia andando così male per la Russia? Non solo, mi permetto di aggiungere, parlando la stessa lingua, addirittura potendo vantare l'esistenza di un network, si presume, di quinte colonne, era ragionevole pensare, quello che hanno fatto tanti analisti, che la Russia avrebbe avuto un grande vantaggio e invece nulla di tutto ciò. Credo gli storici forse riusciranno a dare delle risposte accurate a queste sue domande. Se posso azzardare una risposta, mi viene a pensare che un po' tutte le dittature soffrono di problemi centrali che sono quelle un po' la sindrome del capo che non vuole sentirsi dare le brutte notizie. E un sistema corrotto spesso non funziona e quindi chi deve riportare i problemi non li riporta, e questo è vero sia per aspetti minimi come la logistica, sia come aspetti più grandi come la strategia militare. Insomma, le brutte notizie non si dicono al capo, in questo caso al capo del Cremlino, che poi però le brutte notizie le verifica perché oggi durante la parata militare ha reso omaggio ai caduti di questa guerra, quindi riconosce che ci sono perdite, tante perdite da parte russa in questi 2 mesi e mezzo. Simona Bellezza, chiedo a lei anche appunto come valuta la resistenza dell'Ucraina e come è possibile, come si può leggere il fatto che Mosca l'abbia sostanzialmente diciamo, sottovalutata. In realtà l'abbiamo sottovalutato anche noi, all'inizio, ma noi non siamo entrati in guerra contro l'Ucraina, non avevamo questa intenzione.
Sì, forse l'abbiamo sottovalutata tutti. C'è da dire che la Russia aveva anche l'esperienza del 2014 che poteva dare l'impressione per l'appunto che l'esercito e la cittadinanza ucraina fossero aperti fossero disposti ad accogliere i russi a braccia aperte. Questo non è successo. Non è successo da una parte perché in realtà lo Stato che è nato dalla rivoluzione del 2013-2014, quello che noi chiamiamo l'Euromaidan, che gli ucraini chiamano la rivoluzione della dignità, di fatto ha rifondato anche con un nuovo mito storico quella che era l'identità nazionale ucraina, trasformandola in qualcosa di molto più, come dire, concreto e forte. E poi perché dall'altra parte in realtà forse la Russia ha sottovalutato il fatto che l'Ucraina si sente da 8 anni in guerra contro la Russia e quindi in tutti questi 8 anni si è preparata a questo momento che alcuni dicevano fin dal 2014 alla fine sarebbe venuto. Non dobbiamo dimenticare che ci sono anche fra gli ucraini quelli che dicevano dal 2014 che la Russia aveva come fine quello di conquistare tutta l'Ucraina e dobbiamo pensare, forse i politici ucraini a questa eventualità hanno pensato e hanno cercato di prendere delle contromisure che poi si sono rivelate efficaci. Nel discorso di Putin, soprattutto in febbraio, ma anche nelle settimane a seguire, si è parlato più volte di andare a denazificare l'Ucraina, questo tema evidentemente molto sensibile anche oggi sulla Piazza Rossa, perché si ricordava, si celebrava la vittoria dell'Armata Rossa 77 anni fa contro la Germania nazista. Però questo tipo di discorso, secondo lei, ha senso rispetto all'Ucraina di oggi, dove ci sono dei nazionalisti radicali come riconosciuti, ma dove c'è un sentimento nazionale, diciamo così, autentico, che pare molto forte e che non pare macchiato da volontà revanchiste, eccetera? Sì, in realtà l'abbiamo detto tutti tante volte, i nazionalisti di estrema destra, razzisti, etnicisti, in Ucraina sono un numero molto basso, ogni tanto certo possono giocare un ruolo particolarmente importante quando si tratta di menare le mani, che sono quello nel quale sono più bravi rispetto ad altri, magari però è chiaro che l'idea di andare a denazificare uno Stato che in realtà ormai, tra l'altro, anche con un'alternanza al potere fra due presidenti diversi, Poroshenko prima e Zelensky dopo, ha dimostrato di essere un regime sostanzialmente democratico e che addirittura elegge un presidente ebreo, chiaramente non aveva molto più senso. E dall'altra parte abbiamo visto ieri il discorso di Zelensky, invece è stato proprio quello di ribaltare l'accusa, come già insomma si faceva nella propaganda ucraina di questi giorni, di dire no, i veri nazisti siete voi, sono i russi che non vogliono, che in un certo senso stanno cercando di mettere in atto un genocidio degli ucraini, dicendo alla nazione ucraina che non esiste, che non è qualcosa di diverso, e poi con i crimini di guerra che abbiamo visto nelle zone come Bucha o altre. E quindi insomma è un discorso che forse si pensava potesse fare più presa anche sugli ucraini inizialmente, che poi in realtà si è dimostrato abbastanza debole, forse anche nei confronti degli stessi soldati russi che quando sono arrivati in Ucraina per l'appunto si aspettavano di essere accolti benevolmente e invece hanno trovato delle popolazioni che in russo gli gridavano contro fascisti, andatevene via. Non c'è stata evidentemente una buona accoglienza ai soldati russi. Antonio Caprarica, la Russia è in difficoltà dal punto di vista militare, naturalmente non vuole perdere questa guerra, non vuole sapere di perderla. Che risultato può bastare al Cremlino, a Putin, per dire in fondo non abbiamo perso, abbiamo ottenuto qualcosa, il Donbass? E che tipo di controllo sul Donbass? Questo onestamente credo sia una domanda a cui nessuno oggi è in grado di rispondere. Intanto uno dei fattori che ha portato la cosiddetta operazione speciale militare in un vicolo cieco è una sottovalutazione gravissima non solo della resistenza ucraina, ma della opposizione che l'operazione avrebbe trovato in Occidente. Non c'è ombra di dubbio, e questo si capisce chiaramente nella conversazione, nel confronto con i propagandisti di regime, che la catastrofe agostana della NATO in Afghanistan sia stato un fattore scatenante della crisi. Putin preparava l'attacco da tempo,
ma la fuga della NATO da Kabul l'ha convinto che l'Occidente era ormai sulla china irrecuperabile del declino e della catastrofe. E quindi era assolutamente convinto di non trovare l'opposizione che ha trovato da parte della NATO, da parte dell'Europa. Cioè, se gli storici un giorno ci diranno che per l'eterogenesi dei fini Putin è l'uomo che ha ridato slancio alla costruzione europea e ha ridato vita a un'alleanza militare moribonda come era la NATO. Però non c'è dubbio che tra le ragioni che hanno bloccato l'offensiva e che hanno costretto Putin in una situazione imbarazzante, come dicevo prima, ci sia certamente la risposta della NATO, che è stata straordinaria da ogni punto di vista. Pensate semplicemente che il presidente americano ha ottenuto lo stanziamento l'altro giorno di altri 33 miliardi di dollari per sostenere gli ucraini, e la reazione europea con le sanzioni. Dove può fermarsi Putin? E questo è il problema che naturalmente credo in questo momento angosci un po' tutte le cancellerie, perché il problema è di come consentire a Putin di tornare a Mosca con qualcosa che non rappresenti per lui una perdita di faccia. E questo qualcosa che cosa può essere? Certamente non Mariupol, parliamoci chiaro, è un premio troppo ridotto. Si potrebbe immaginare che per Putin un premio adeguato potrebbe essere la ricostituzione di quella che i russi chiamano Nova Rassia, vale a dire quella fascia di territorio che è l'est dell'Ucraina, e quindi da Kharkiv in giù fino a Mariupol e poi da Mariupol fino a Odessa, quindi tutta la fascia costiera del Mare d'Azov e del Mar Nero. Ma questo significherebbe lo smembramento dell'Ucraina in maniera... Quindi chiaramente questa non potrebbe... Allora, qual è la prospettiva? Io temo che la prospettiva più realistica in questo momento sia quella di una lunga guerra di attrito. Una guerra di attrito da valutare sul lungo periodo, esatto, con anche probabilmente un interesse internazionale minore attorno a questa guerra, che a chi giocherebbe questo? Ma questo non credo che ce lo possiamo permettere, per la verità. È vero che il tempo, ci sono due scuole di pensiero naturalmente opposte. Le risorse della Russia farebbero immaginare che il tempo gioca a favore dei russi. Ma siamo davvero certi di questo? Siamo certi che le sanzioni non vadano a mordere nell'economia russa in modo più rapido e più disastroso di quanto stia accadendo fino ad oggi? Quando sento il sindaco di Mosca dire che la città perderà qualcosa come 200.000 posti di lavoro, quando sento il centro studi del Ministero della Banca Centrale Russa che dice che la nostra economia dovrà abituarsi a una nuova misura più ristretta, soprattutto sul terreno tecnologico. Siamo sicuri che il tempo giochi a favore della Russia? Ecco, non sono tanto certo di questo. Ci sono tantissimi interrogativi indubbiamente in questa fase. Noi adesso andiamo nel Donbass, che abbiamo evocato evidentemente come luogo simbolo anche di questo confronto, dove c'è il nostro inviato Emiliano Bosch, che è a Pokrovsk, se dico bene, poco lontano da Donetsk. Emiliano, lì è il cuore del conflitto militare fra la Russia e l'Ucraina, lì si conosce la guerra da tanti anni e si è pronti, mi pare di capire, per un conflitto che sembra destinato a durare nel tempo, un conflitto che non finirà presto. No, la sensazione è proprio questa, che non finirà presto, lo si percepisce a diversi livelli. Il primo è un po' empirico, potrei dirvi che nei 200 km da Dnipro ad arrivare fino a qui oggi abbiamo incontrato un viavai ininterrotto di mezzi militari in entrambe le direzioni, rifornimenti, carri armati, mezzi blindati, truppe. Si capisce che questo è uno degli assi principali, si capisce che il Donbass potrebbe essere il fronte principale dove si gioca appunto il destino di questa guerra. Se pensiamo un po' alle mappe, qui doveva esserci una grande operazione a tenaglia sull'Ucraina, da nord il fallito appunto assalto, lo avete citato con gli ospiti, a Kiev, il fronte sud dove non accade moltissimo, è vero, Odessa è stata colpita da qualche missile ma non c'è stato quel progresso sperato. Ebbene, questa tenaglia forse oggi assomiglia più, mi verrebbe da dire, a delle chele di granchio che cercano un po' di pizzicare, di colpire. Sappiamo
sappiamo che i civili ne fanno le spese, sono chele di granchio che fanno male, questo è certo, ma non è appunto quella gigantesca operazione che sembrava annunciata. Ricorderete che intorno alla metà di aprile nuovamente era stata presentata dal Cremlino e dalla propaganda russa come una seconda fase, e qui sul terreno non si vede molto. Io sono arrivato da poche ore, questa città è completamente buia, a fendere queste tenebre di guerra, ci sono solo i latrati dei cani, il 90% degli abitanti di Pokrovsk è fuggito, eppure qui non siamo a ridosso delle bombe, qui non arrivano i colpi di artiglieria. Certo, come ovunque in tutto il paese, questo è giusto ricordarlo perché è una sensazione che davvero si percepisce, si è esposti all'arrivo di missili che colpiscono in prevalenza, ma non solo, obiettivi militari, obiettivi di infrastrutture. Però dicevo, qui non siamo sul fronte, non siamo sulla prima linea che dista Donetsk qualche decina di chilometri, eppure in queste città intorno a Kramatorsk si combatte, continuano ad esserci scontri, ma non avanzano, i russi non stanno facendo quei progressi, anzi, parlavate prima della resistenza ucraina, c'è una capacità di contenere questi assalti. Altrove, a Kharkiv, dove siamo stati un paio di giorni fa insieme al collega Emilio Romeo, abbiamo visto che le forze russe sono state respinte al di là della cintura urbana. Insomma, ci si muove, accennavo al fronte sud, non ci sono grandi progressi. Pensiamo per esempio a un'altra città, Zaporizhzhia, ne parliamo nei servizi al radiogiornale, al telegiornale, del luogo dove arrivano i profughi da Mariupol. Ebbene, questa città, che è una sorta di bastione del sud a ridosso delle zone occupate dai russi, è ancora lì e sul terreno non è cambiato molto. Ecco, è un quadro che non sta per niente cambiando. Aggiungo solo un aspetto quando parliamo di un conflitto che dura e che durerà. Bisogna pensare un po' al futuro, perché questi 8 anni di guerra hanno provocato profonde lacerazioni su questi territori. Qui c'è la linea di contatto, non lontano da qui, 500 chilometri che separano i due Donbass, se possiamo così dire, cioè quello che è sotto il controllo dei filorussi dal 2014, che oggi è occupato militarmente dai russi, e poi l'altra metà, diciamo così, quella che è rimasta nelle mani dell'Ucraina. Quindi c'è un conflitto, c'è una sorta di confine, di linea di demarcazione, ma ci sono anche delle gravi e profonde spaccature sociali all'interno di questo paese. Mauro Gilli, la partita delle partite sarà quella del Donbass. Beh, direi che questo è l'obiettivo minimo per Putin, quindi chiaramente è ragionevole aspettarsi che tenterà di dispiegare tutte le forze disponibili. E quello che questi 2 mesi però ci hanno insegnato è che le offensive militari sono molto difficili, e questo vale per entrambi i lati, quindi concordo con quanto diceva il dottor Caprarica. E non possiamo escludere che la guerra si finisca in tempi rapidi, però mi viene molto difficile pensarlo. È molto più probabile che assuma magari un contesto di un conflitto congelato, dove non ci sono scontri quotidiani, ma le due parti non riescono a fare significativi miglioramenti. Emiliano, ancora una battuta. Tu hai percorso il paese in questi giorni, da Odessa a Dnipro a Kharkiv, adesso sei poco lontano da Donetsk. Il tema dei danni, della distruzione che si è visibile nel paese. Che tipo di percezione hai avuto? Che tipo di immagine ti porti via dopo questi giorni passati per la seconda volta in poche settimane in Ucraina? Ma direi 2 impressioni, 2 tipi di immagini, quella dei danni che si vedono, che abbiamo potuto vedere, e quella di cui invece si osservano le conseguenze. Quindi il primo, intanto un paio di numeri per capire di che cosa stiamo parlando. La stima è di circa 7.000 tra abitazioni ed edifici colpiti, danneggiati o distrutti. Un danno alle infrastrutture del paese per 60 miliardi di dollari. Queste sono statistiche, sono numeri che occorre tenere in mente. Poi quando si viaggia lo si vede.
Penso in particolare a Kharkiv, dove c'è questo Barabashovo, questo grande mercato, credo forse il più grande mercato coperto dell'Ucraina, 18.000 posti di lavoro, c'erano soltanto delle intelaiature, delle infrastrutture arrugginite, devastate dall'arrivo di un missile da crociera poco più di un mese fa. Abbiamo visto gli operai al lavoro tentare di ripulire. Ecco le conseguenze appunto di questi danni, oltre a quelli visibili, quelli che dureranno, posti di lavoro persi. Penso per esempio nel sud, dove siamo stati, tra Odessa e Mykolaiv, i due porti bloccati, congelati. Queste grandi gru sembravano degli aironi con le ali tenute strette, che non possono volare, non possono spostare i container, non possono esportare il grano dell'Ucraina, e sappiamo che è un elemento essenziale per il prodotto interno lordo di questo paese, ma anche per il mercato internazionale del grano e dei cereali. Mi diceva un imprenditore del settore alimentare di Kherson, lui di lingua russa, di famiglia russa, che è scappato dai russi che occupano la sua città, mi diceva che nel sud ci sono dei contadini che non vogliono seminare per paura che il raccolto venga rubato dai russi, e purtroppo hanno, diciamo, delle buone ragioni per ritenerlo, perché ci sono diverse stime, ma si pensa che fino a 60-70 mila tonnellate di grano siano già state sottratte, non esportate, ma prese dai russi e portate verso la Crimea. Ecco, negli occhi restano sia le case distrutte, questa signora Valentina che dormiva nello scantinato nel porto di Mykolaiv, vicino al porto, la sua casa non crollata, ma semplicemente le finestre devastate dall'onda d'urto, ma una devastazione che poi naturalmente colpisce la quotidianità, soprattutto degli anziani, dei più fragili. Questo è l'altro enorme, grande danno di questa guerra. Grazie Emiliano Boschena, che è in collegamento con noi dall'Ucraina, dal Donbass. Simone Bellezza, parliamo un po' del presidente Zelensky, grande protagonista di questi 75 giorni, figura centrale per gli ucraini, ma anche di riferimento per in particolare l'Occidente. Si può dire che Zelensky è visto ancora come la garanzia per continuare a ricevere armi dall'Occidente? Beh, in questo momento direi assolutamente di sì. Zelensky è stato molto bravo da quando è iniziata la guerra a gestire quella parte di relazioni internazionali che prima della guerra non era riuscito a intessere, e adesso invece è riuscito a costruire, e quindi sicuramente Zelensky viene visto come una garanzia, anche perché questo fatto che sia riuscito a portare così tanti uomini politici, così tante istituzioni dell'Europa, del mondo occidentale a Kiev. Anche oggi abbiamo visto Michel che si è dovuto nascondere in un rifugio antiaereo. È riuscito a costruire una vicinanza con l'Occidente, presentando l'Ucraina come il paese che lottava per la democrazia, che lottava per un mondo libero, plurale, occidentale, europeo, differente dalla Russia, e quindi è diventato assolutamente una figura centrale, pur non essendo, diciamo così, mitizzato dagli ucraini che continuano a criticarlo per altre cose. Però sicuramente l'apporto che ha dato a questa guerra, anche rischiando in prima persona, decidendo di rimanere in Ucraina e di non fuggire così come gli avevano offerto, l'ha fatto diventare un pezzo centrale e non sostituibile di questa resistenza e di questa guerra. Noi adesso andiamo a Washington dal nostro corrispondente Massimiliano Erber per parlare rapidamente del ruolo degli Stati Uniti in questa guerra. Tante armi, lo abbiamo evocato prima, gli stanziamenti per le armi sono miliardari, ma non soltanto, c'è anche molta consulenza militare. Che impatto ha questo conflitto al di là dell'Atlantico? Mentre vi sto parlando, alla Casa Bianca, nello studio ovale, ci sono ancora le immagini della cerimonia appena terminata con Joe Biden, che ha firmato un decreto per rendere ancora più veloci gli aiuti militari per l'Ucraina. Verrebbe da dire l'ennesimo decreto pro Kiev in questi 2 mesi. La causa
ucraina ha senz'altro unito l'America politica, la maggior parte, la stragrande maggior parte di democratici e repubblicani al Congresso, sostiene la politica di aiuto a Kiev e anche nel paese vi è un crescente sostegno, anche un crescente ottimismo su quello che potrà essere l'esito del conflitto con una sconfitta di Putin sul campo. Si è assistito a un vero e proprio cambiamento e questo cambiamento è coinciso con la visita del segretario di Stato Blinken e del segretario della difesa Austin a Kiev 2 settimane fa. E da allora si può anche dire che è anche cresciuta la consapevolezza che quella che sta avvenendo è una guerra per procura, una cosiddetta proxy war. È cresciuta la consapevolezza che quella che gli ucraini stanno combattendo va ben oltre la loro indipendenza e la loro sovranità. Tant'è vero che un intellettuale come il premio Nobel per l'economia Paul Krugman ha addirittura citato Franklin Delano Roosevelt e l'immagine degli Stati Uniti come arsenale per la democrazia. Ma quando si parla di una guerra per procura immediatamente aumentano anche la circospezione e i timori, non si vuole assolutamente evitare un'escalation, si vogliono evitare di ricadere nei toni da guerra fredda, anche se si sta un po' giocando con il fuoco, tant'è vero che la settimana scorsa alcuni scoop giornalistici hanno rivelato, come avete suggerito, il ruolo degli americani nell'uccisione di alcuni generali russi e persino nell'affondamento dell'incrociatore Moscova sul Mar Nero. E immediatamente è intervenuto il Pentagono e ha fatto da pompiere, sminuendo il proprio ruolo, sminuendo il ruolo dell'intelligence. Perché? Perché si teme che questo conflitto venga ridotto a una lettura bionivoca di uno scontro fra Russia e Stati Uniti, perché si vuole assolutamente evitare un'estensione della guerra e si sa che più questa guerra andrà avanti, più sarà pericolosa anche per gli Stati Uniti. Un fatto abbastanza evidente in queste settimane, i toni di Biden. Allora, se Putin non l'ha mai toccata piano, non è nelle sue caratteristiche, anche Biden è andato giù pesante nei confronti di Putin, nei confronti anche della Russia, nel suo insieme. Per quale ragione, secondo te, questi toni veramente molto forti da parte di chi sta contribuendo alla guerra, ma potrebbe essere anche un attore della futura pace? Si potrebbero ridurre a due aspetti. Uno è il bisogno di un presidente americano, che è anche comandante in capo, di non sembrare debole dinanzi a un conflitto. E il secondo aspetto è forse l'intramontabile vocazione alla gaffa di Joe Biden. Mi riferisco alla sua frase di Putin in Polonia o alcune scivolate quando è caduto nelle domande trabocchetto dei giornalisti. Ma direi che Joe Biden è soprattutto confrontato con tre problemi. Il primo è la sua costante crisi di popolarità. Paradossalmente, nonostante i sondaggi sull'Ucraina vedono un grande consenso, la sua leadership è sempre messa in discussione e soprattutto messa in crisi da altri fronti interni, penso soprattutto all'inflazione. Il secondo è l'atteggiamento dell'opinione pubblica americana nei confronti della guerra. Vi è un sentimento di stanchezza, di repulsione, di rifiuto a ogni tipo di intervento militare all'estero. Non si vogliono assolutamente inviare soldati americani in Ucraina, si teme un ripetersi di quelle che sono state definite qui le guerre infinite, dei forever war in Afghanistan e in Iraq, e si è rimasti ancora scottati da quello che è stato il caotico ritiro da Kabul. Insomma, per Biden la linea rossa da non superare è quella dell'invio delle truppe in Ucraina. Qui sorge quello che è in verità il terzo e più urgente problema, perché dopo 77 giorni di conflitto, dopo aver promesso altri 33 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina per i prossimi 5 mesi, dopo aver de facto abbandonato ogni tentativo diplomatico, cosa può fare Joe Biden? Cosa può fare di diverso e di più per cambiare il ritmo del conflitto, per seguire il ritmo della guerra, come ha detto il generale Austin? Anche perché sappiamo che se non succede nulla, dietro all'angolo immediatamente vi sono la stanchezza per un'altra guerra infinita e anche l'assuefazione dell'opinione pubblica americana. Allora, tutti i temi che appunto deve affrontare il Presidente degli Stati Uniti Biden in casa. Antonio Caprarica, si paga il gas ai russi, i russi con i soldi del gas, tra gli altri mezzi a loro disposizione finanziano la guerra, l'Occidente invia armi all'Ucraina per difendersi dai russi, insomma c'è anche dell'assurdità in tutto ciò.
La guerra è sempre assurda. Qualcuno diceva che la guerra fa schifo, è la ginosstrada, ma c'è anche a volte anche assurda. È assurda e in realtà però questa assurdità deriva dalla riluttanza che noi talvolta manifestiamo nel prendere atto dei cambiamenti che non vogliamo accettare. La principale assurdità è quella che tu ricordavi adesso, cioè il fatto che Putin finanzi la sua guerra con i soldi che noi europei gli mandiamo, che sono una vagonata di miliardi ogni anno per pagare l'energia. Avremmo potuto evitare questa dipendenza? Avremmo certamente potuto evitarla. Semplicemente abbiamo ritenuto che fosse molto più conveniente continuare a prendere il gas dai russi a un prezzo ridotto in una situazione di apparente stabilità politica, piuttosto che andare a provvederci di gas o di petrolio in un Medio Oriente scosso dalle primavere, dalle rivolte, dalle rivoluzioni. Molto più semplice fare finta di niente, ignorare il fatto che Putin si fosse impossessato manu militari di un pezzo di Georgia nell'anno di grazia 2008, della Crimea nel 2014, di un pezzo di Donbass nel 2014 e vorrei ricordare che gli europei hanno addirittura, Germania e Italia in testa, aumentato le importazioni di gas dalla Russia dopo l'occupazione illegale della Crimea. Ecco allora che l'assurdità purtroppo di questa guerra è come tutte le guerre è assurda, perché lo spreco, abbiamo visto prima l'inviato in Ucraina ci ha dato un quadro approssimativo della distruzione, del disastro. Stiamo parlando in realtà davvero di centinaia di miliardi di dollari di danni, per non parlare delle vite distrutte, che è l'aspetto che poi più deve pesarci e ci pesa, credo. Ecco, l'assurdità della guerra è questa, però c'è una responsabilità delle classi dirigenti davanti alle quali non bisogna mai chiudere gli occhi. E se noi oggi scontiamo questa assurdità è perché le classi dirigenti europee non hanno voluto guardare fino in fondo nel pozzo nero della politica russa. Chi fosse Putin, che cosa fosse il putinismo e il suo regime, noi lo sappiamo da molto tempo. La base dell'offensiva, la base dell'attacco sta in una ideologia che non è solamente revanchista e imperialista, ma poggia di più sulla idea di una eccezionalità della civilizzazione russa come civilizzazione eurasiatica. C'è una corrente di pensiero politico, e non solo politico ma addirittura mistico o misticheggiante per certi versi, che vuole la Russia come il campione dell'eurasianesimo, cioè di una civiltà che non è assimilabile ai valori dell'Occidente, ma che è capitale e fondamentale nel difendere la tradizione, il cristianesimo, l'ortodossia. Tutto questo è un potpourri ideologico in cui affonda le radici un regime che io chiamo di cleptocrazia tirannica, perché attorno a Putin c'è un regime di uomini che si sono impadroniti delle ricchezze della Russia, che vanno parzialmente ad alimentare lo spreco degli oligarchi in giro per il mondo, dalle barche alle ville, alle tenute, e per altro verso vanno ad alimentare invece i forzieri di guerra di Putin e le sue nostalgie imperiali o le sue fantasie di ritorno ai confini dell'impero zarista. Io ringrazio gli ospiti in collegamento, Massimiliano Erber e Simone Bellezza. Noi adesso ci interroghiamo sul fatto che questo regime, che in fondo conoscevamo abbastanza bene, adesso improvvisamente, prima ci facevamo gli affari, adesso ci fa paura. È cambiato qualcosa dal 24 di febbraio? Sembrerebbe di sì, e questo capitolo, diciamo così, della trasmissione lo introduciamo con un servizio realizzato nei Paesi Baltici da Naima Chicherio e Adriano Schrade. Lì il respiro dell'orso russo si sente molto e mette anche paura. Credo che qui, non solo in Estonia, ma in tutti i paesi baltici e in parte, ma solo in minima parte anche in Polonia, il problema è che ci troviamo in un contesto di frontiera. Siamo al confine di tutto, di ogni singola cosa. Siamo alla periferia del mondo occidentale, siamo ai limiti di Schengen, dell'Eurozona, dell'Unione Europea e della NATO. E un paese di confine non è mai un bel posto. Jan Vare, giornalista nella capitale estone, è molto preoccupato.
la Russia è di là, a 2 passi, e per troppo tempo nessuno l'ha contrastata davvero. 8 anni. Nessuno ha battuto ciglio quando la Russia ha occupato parte dell'Ucraina. Adesso sono praticamente 2 paesi separati. I russi hanno fatto tutto ciò che volevano. Ecco perché stiamo così, perché nessuno ha fatto nulla. In questa piazza si trovava la statua del soldato dell'Armata Rossa. Quando fu spostata nel 2007, scoppiò una rivolta. La notte di bronzo, il 9 maggio, fu l'apice di questi disordini. Durarono poco, le divisioni invece sembrano insanabili. Gli estoni pensano che il popolo che li ha occupati e che ha ucciso o deportato in Siberia i loro congiunti non meriti una statua qui, nella capitale estone. Ferite storiche e paura di diventare una nuova Ucraina. È così anche in Lituania, che confina con la Bielorussia o con l'enclave russa di Kaliningrad. A 10 minuti da lì abita Gintas, un ex guardia di frontiera che ha offerto la sua dépendance a una famiglia di profughi ucraini. La guerra lo ha sconvolto. Pensava alle persone in fuga e stava troppo male. Come mi sentivo? Piangevo. Cerco di immaginarlo, ma la mia testa è troppo piccola. È terribile. Gintas crede che ora ci sarà una svolta. Questa guerra apre gli occhi a tutta l'Europa. L'Europa pensava che la Russia fosse un buon paese, che fosse bene comprare gas e petrolio o farci affari. Adesso stiamo aprendo gli occhi, ma la Lituania già lo sapeva. Che cosa intendi? In Europa la gente pensa che questa sia la guerra di Putin, ma no, questa è la guerra dei russi, è la guerra della nazione russa. Non è l'errore di Putin, è l'errore di una nazione. Anzi, non è neanche un errore, perché sono degli imperialisti. Io voglio bene a tutti, ma non ai russi, perché sono dei nazisti. Nazisti dei nostri giorni. Hitler era un nazista e Putin è l'Hitler dei nostri giorni. Di solito facciamo una distinzione tra Putin e i russi. La Svizzera, quando ti vedrà, avrà uno shock. Sì, lo spero proprio. Gintas i russi li odia e come Jan prova anche molta diffidenza verso la minoranza russofona. La composizione sociale nei paesi baltici, così come in Ucraina, è molto complessa. Le relazioni sono tese. Su russofoni russi grava il peso della storia, ma li si accusa anche di voler vivere isolati, imbevuti di propaganda, perché non imparano le lingue locali. Se in Svizzera ci fosse una seconda generazione di russi che sanno solo il russo, cosa fai? Li rimandi a casa? Ne avete paura. Ecco, esatto. L'integrazione è fallita e la paura è che in caso di guerra molti di questi russofoni scelgano il campo avverso. E noi adesso accogliamo altri 3 ospiti in collegamento. Nikolai Lilin, dobbiamo aver paura della Russia e la Russia che deve aver paura dell'Occidente? Stando a quanto ha detto oggi Putin, l'azione militare in Ucraina è stata dettata dalla paura della vicinanza della NATO. Sa, nel mondo non esiste il bene e il male, esiste l'amore e la paura. E quindi se noi ci sforziamo, come stiamo facendo in questo momento storico, di lasciarsi sbrannare dalla paura, noi non troveremo niente di bello nel nostro futuro. Per cui io la paura, a prescindere, la rifiuterei come la variante e mi concentrerei più sull'amore. E appunto, dopo 2 mesi e mezzo di guerra, parlare di amore diventa abbastanza difficile. Ma parlare di amore non è mai tardi, ce l'ha insegnato anche Gesù Cristo, che era il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Guardi, io prima guerra l'ho vista quando avevo 12 anni e quando nella mia terra, che era ex Moldavia sovietica, la sua parte transnistriana, sono arrivati mercenari pagati
da vari oligarchi provenienti da tutta l'Europa a massacrarci perché noi etnicamente appartenevamo al popolo russo. Tra loro c'erano anche nazionalisti ucraini, ma io non ho cominciato a odiare tutti gli ucraini. Io ancora oggi non penso che tutti gli ucraini sono i nazisti o sono sterminatori dei russi, perché a 12 anni ho visto come massacravano la gente nel mio paese. Io penso che si trattava di singoli personaggi accecati dall'odio, appunto vittime della paura, e così continuo a vivere, così continuo a pensare. Io penso che c'è sempre posto per l'amore, per dialogo, per la possibilità di ricostruire la pace, mentre noi, se ci sforziamo a creare la propaganda e la visione propagandistica della realtà fondata sulla paura, sì, arriveremo verso l'apocalisse, verso la guerra nucleare, verso l'odio totale, quando un paese comincerà a odiare totalmente un altro. Non c'è niente di più sbagliato di definire un'intera nazione una nazione canaglia. È proprio sbagliato a livello etico, perché tra 140 milioni ci sarà qualche persona buona, secondo me. Come dice anche, si dice in un bellissimo libro ebraico molto antico, basta che nel mondo esista almeno una persona giusta, che il mondo possa aver diritto di esistere. Quindi io credo nell'amore, io non riesco a cedere alle propagande della paura e dell'odio. Abbiamo sentito nel servizio l'opinione di una persona che è rappresentativa prima di tutto di se stessa e poi probabilmente di una piccola comunità. Va detto che finora anche dall'Occidente nei confronti dell'azione militare russa si è fatta la distinzione spesso tra il popolo russo e il regime russo. Questo lo riconosce, che è stato fatto a sufficienza secondo lei questa distinzione? In fondo nessuno vuole criminalizzare 140 milioni di abitanti che pagheranno le conseguenze di questa guerra. Ma di questa guerra pagano le conseguenze tutti. Li sta pagando l'Occidente perché era troppo cieco e perché non capiva che cosa stesse succedendo, che cosa stesse capitando. L'Occidente, intendo l'Europa, perdonatemi. Lo pagheranno gli Stati Uniti d'America per essere come sempre lì a cercare di intromettersi negli affari nel mondo e portare il loro potere militare, la loro egemonia a suon di bombe. Pagherà sicuramente il popolo russo per aver sostenuto una persona come Vladimir Putin, che ha le visioni imperialistiche. Pagherà il popolo ucraino, che anche purtroppo è stato accecato da varie propagande. Pagheranno gli oligarchi ucraini, gli oligarchi russi, tutti pagheranno, è normale. Siamo arrivati a quello che io a 42 anni di vita definisco la più profonda disgrazia umana, cioè la guerra. Se noi non siamo riusciti tutti quanti, tutti intelligenti, tutti esperti, tutti che conoscevamo e conosciamo la geopolitica, l'economia, se non siamo riusciti ad evitare questo disastro, vuol dire che abbiamo fallito tutti, e tutti ne pagheremo le conseguenze. Certo, è la certificazione, questa guerra è la certificazione indubbiamente di un fallimento, poi la gradazione delle responsabilità ognuno la può mettere, diciamo, come ritiene secondo la propria visione. Mara Morini, il 9 maggio sarà davvero la data culmine, diciamo, della campagna patriottica russa, oppure Putin andrà avanti anche in futuro, anche nelle prossime settimane, con questa narrazione che è sembrata un po' da vittima, no? Da vittima sacrificale che reagisce al sacrificio invadendo il paese vicino? Buonasera a tutti. No, io credo in realtà che siano state attribuite troppe aspettative a questa data, all'evento di oggi, che non tenendo conto di quella che è una tradizione di quel paese, non tenendo conto che è una celebrazione civica molto sentita nella popolazione russa, e quindi era normale che non ci fossero, diciamo, proclami di un certo tipo, né in favore, diciamo, di una tregua, né tantomeno di un conflitto. Ha semplicemente rimarcato quella che è una narrazione che ha sottolineato, che ha portato avanti in questi mesi, e che ovviamente ha un filo rosso conduttore, cioè quello di collegare la vittoria sul nazismo dei tempi di Joseph Stalin con quella che sarà, a suo avviso, la vittoria
della nazione russa nei confronti del nazismo ucraino. Quindi da questo punto di vista, certo, si può ragionare sul fatto che fosse sottotono anche da un punto di vista della spettacolarizzazione, visto che ci sono state modifiche al programma dell'ultimo minuto, e mi riferisco in particolar modo appunto alla parte scenica aerea, che sarebbe stata, diciamo, eliminata per condizioni meteo che in realtà poi non erano così negative, ma da questo punto di vista credo che abbia rimarcato quello che è un orgoglio patriottico, quella che è una grandezza della Russia che assolutamente vuol portare avanti e che evidentemente sarà portata avanti sul terreno dove ormai è, diciamo, in gioco quella che sarà la vittoria o la sconfitta della Russia di Putin, secondo la prospettiva occidentale, secondo soprattutto la strategia americana che mira a sconfiggerlo sul terreno. Poi ovviamente c'è una questione di cui tenere ovviamente conto nelle prossime settimane, sarà quello che, diciamo, la linea rossa oltre la quale Volodymyr Zelensky non vorrà andare, e quindi per capire anche fino a che punto si potrà ragionare su un conflitto congelato, come dicevate prima, oppure su una soluzione che però potrebbe effettivamente diciamo, compromettere l'integrità territoriale del paese. Jacques Beau, allora questa mattina Putin ha detto abbiamo agito, ho agito, decido di agire perché ci sentivamo minacciati dall'Occidente. Che significato lei attribuisce a queste parole? Che credibilità dà a queste parole, al di là del fatto che sono credibili perché le ha pronunciate il presidente russo, quindi sono autorevoli? Allora, prima dobbiamo tornare ai fatti, perché nel racconto che avete fatto prima avete menzionato un possibile attacco della NATO. Se si guarda il testo detto da Putin oggi, non ha menzionato nessun attacco della NATO. E la minaccia, la ragione per la quale ha deciso di attaccare l'Ucraina è sempre la stessa, giusta o falsa, è quella che ha dato, e quindi è il problema della minaccia sul Donbass. E non si è mai sentito minacciato dall'Ucraina, non l'ha mai detto, e non si sentiva minacciata dall'Ucraina. Solo che dobbiamo capire che per i russi il problema del Donbass è un problema emozionale, un problema culturale. Non è che la Russia considera l'Ucraina come inesistente, oppure che il popolo ucraino sia lo stesso del popolo russo. Questo non l'ha mai detto. Un articolo di luglio dell'anno scorso ha scritto che i popoli russi e ucraini devono vivere insieme in simbiosi. Ma perché l'ha detto e l'ha scritto? Perché all'inizio di luglio dell'anno scorso il governo ucraino ha adottato una legge che assomiglia alle leggi delle leggi di Nuremberg del 1935, con cui i diritti democratici sono dati ai cittadini, dipende dall'origine etnica. E questo ha fatto anche molto rumore in Ucraina stessa, ovviamente in mezzi occidentali nessuno l'ha menzionato, ma in Russia è stata una cosa molto forte. Poi c'è ancora la cosa che quando si parla della minaccia sul Donbass, noi vediamo questo come la propaganda russa, ma può darsi. Però dobbiamo anche ricordarci che in marzo 2021 Zelensky ha pubblicato un decreto per la riconquista militare della Crimea e del sud del paese. E da marzo del 2021 le forze ucraine si sono rinforzate alla frontiera tra le repubbliche autoproclamate di Lugansk e Donetsk e l'Ucraina. E per quello che oggi la maggior parte delle forze ucraine sono circondate in questa zona. Perché quando i russi sono entrati nell'Ucraina in febbraio,
Tutta la parte nord non era protetta dall'esercito ucraino, perché era precisamente nel sud per preparare Jacques, sì, d'accordo, ma torniamo alla questione appunto. È importante. No, certo è importante. Se vogliamo fare, credo, dare una qualifica di qualità democratica alle leggi adottate dal Parlamento o dal governo ucraino e poi dal Parlamento ucraino, credo che possiamo dare dei voti molto bassi negli ultimi anni. Se guardiamo le leggi adottate dal Parlamento russo su indicazione di Putin anche, diciamo, non sono due modelli, di democrazia impeccabile, questo credo lo possiamo dire. Quindi bisogna sempre avere lo stesso metro di giudizio, perché se un paese fa una legge non buona non sono automaticamente giustificato a invaderlo. No, non è questo il problema. Gli ucraini fanno le leggi come vogliono. Questo non è il problema è la percezione che ne hanno i russi. Quando c'è un decreto che stabilisce la riconquista militare della Crimea e del Donbass, per i russi c'è una minaccia militare ovvia contro il Donbass. Quindi questo argomento non è solo propaganda, c'è anche fatti che sostengono la posizione. Antonio Caprarica, allora cosa replica a quello che dice che tiene conto, diciamo, in questo caso di una sensibilità russa rispetto a quello che alle mosse dell'Ucraina? Io replico con la sentenza della Corte Penale Internazionale, che ha detto a chiarissime lettere che non c'è stato nel Donbass alcun genocidio e che quando anche ci fosse stato, questo non giustificherebbe l'aggressione di un paese indipendente e sovrano. Noi possiamo ragionare tutta la notte, se vogliamo, anche molti giorni a venire, sulle cause storiche, sui torti e le ragioni, ma qui dobbiamo partire, se vogliamo parlare di questa guerra, da chi ha mosso la guerra e da come l'ha mossa, chi è l'aggressore, chi è l'aggredito. Questo ci aiuterà forse a uscire fuori da questo ginepraio. Invocare delle ragioni che a molti appaiono dei pretesti, per altri possono essere delle ragioni invece fondatissime. Ma il dato certo è che noi stiamo parlando di un paese sovrano e indipendente che è stato aggredito in violazione di tutte le leggi internazionali e addirittura di un trattato firmato dalla Russia nel 1994, quando l'Ucraina aveva passato alla Russia le sue armi atomiche e la Russia si era fatta garante dell'indipendenza e sovranità dell'Ucraina. Adesso delle affermazioni che ho sentito poco fa, ce ne sono molte che si possono contestare, compresa la circostanza che Putin non avrebbe mai revocato in dubbio il diritto dell'Ucraina a esistere. Per la verità noi abbiamo letto e sentito affermazioni ben diverse, abbiamo sentito il biasimo di Putin all'indirizzo di Lenin, ritenuto responsabile della creazione dell'Ucraina. Putin ha apertamente revocato in dubbio il diritto dell'Ucraina a esistere come entità statuale, separata e indipendente, in nome di quello che lui chiama il Ruskij Mir. E io capisco la paura degli estoni, dei lettoni e dei lituani, perché il Ruskij Mir, il mondo russo, che legittimerebbe l'espansione della Russia oltre i suoi confini, ovunque ci siano dei russi, sarebbe davvero una ragione permanente di conflitto in tutta Europa, soprattutto in quella fascia d'Europa orientale dove la mescolanza delle etnie è più storicamente consolidata e più intrecciata. Nicolai Lilin, la lunga marcia verso quello che lei evocava come grande obiettivo, l'amore è lunga davvero, perché ci sono tanti nodi, diciamo, da sciogliere prima, al di là della guerra, che è una questione tremenda, ma c'è una complessità anche nella composizione delle società, nel funzionamento degli stati, dei limiti anche evidenti, diciamo, organizzativi che rendono tutto questo percorso molto molto lungo. Bisogna avere una grande fiducia per, diciamo, vedere della luce in fondo. Ma innanzitutto bisogna rimanere umani e non cedere alle propagande, perché se noi cominciamo a ragionare sulle propagande, quindi prendere per buone le teorie di eurasiatici, ad esempio,
Qua, quando si parla di ciò che fa Putin sta agendo seguendo un piano imperiale che va al di sopra di qualsiasi ragionamento euroasiatico. Tutte queste teorie sono poco serie, così come sono poco serie all'epoca erano le teorie in certo mondo russo quando si parlava di Savi di Sione e così via. Putin è lontano dalla visione euroasiatica, tutta questa spiritualità, tutta questa mistificazione che c'è, che esiste, però è una percentuale veramente bassa di persone in Russia che credono in queste cose e che seguono queste idee. L'idea principale è legata al ruolo nel mondo di libero scambio economico. I russi non vogliono essere sudditi di un sistema anglosassone, questo è normale, questo Putin l'ha dichiarato ancora nel 2007, per questo hanno preparato un lungo programma di cambiamento. Adesso il problema non è guerra in Ucraina in grandi linee, il problema è cambiamento di sistemi economici nel mondo. Non ci sarà più il dollaro come una valuta principale, di questo parlano già i vostri banchieri svizzeri, tra l'altro persone di grande livello che hanno già spiegato che si tornerà a un nuovo sistema di rivalutazione del denaro, quindi il dollaro ha perso la sua, purtroppo per gli americani, la posizione nell'economia. Noi siamo di fronte a un nuovo mondo e per capirlo meglio dobbiamo allontanarci dai ragionamenti fondati sulle propagande. È sbagliato prendere per qualcosa di reale le propagande che arrivano dalla Russia, che arrivano dall'Ucraina, ma anche nostre propagande. I nostri propagandisti, questi signori vecchi che sono rimasti ancora attaccati ai sistemi della guerra fredda, dobbiamo smettere di seguirli perché ci portano verso una via buia e non vedremo alcuna luce in fondo al tunnel, mentre dobbiamo concentrarsi sulle cose reali, sulle cose concrete, su ciò che avviene veramente sul campo, su quello che oggi noi non riusciamo a capire, ad esempio, sulla strategia di Putin nella guerra, che nessuno voleva fare un blitzkrieg, come dicono, nessuno voleva fare una guerra lampo. Lui ha preso, perdonatemi, tutti quanti noi europei in giro con una serie di operazioni militari. Ciò che lui sta facendo, come ha detto anche qua il signor Caprarica, lui sta riprendendo la Nuova Russia, sta ricostruendo un territorio che veramente le interessa. Lui già si è messo d'accordo con Erdogan per dominio di Mar Nero, lui prenderà pezzo a pezzo tutto questo territorio, Mar Nero tornerà totalmente sotto controllo della Russia, si collegherà alla Transnistria e quindi riprenderà totalmente il territorio sul sud-est ucraino, quello che veramente le interessa, dove c'è l'industria, dove ci sono tutti interessi anche economici. Poi il resto se lo vedono, se lo divideranno la Polonia e così via. L'Ucraina comunque non esisterà più come un elemento geopolitico che noi conoscevamo ai tempi dei trattati qua nominati del 94, non c'è più, perché la Crimea non tornerà più all'Ucraina e anche Donbass non tornerà più, anzi, se noi vediamo le situazioni reali come stanno, quello che ha fatto Putin, come ha programmato questa guerra, lui l'ha programmata fino al 2035. Se voi leggete quei politologi seri russi che lavorano a San Pietroburgo in qualche bunker e ogni tanto tirano fuori i loro lavori e li pubblicano in rete, si capisce che tutte le preparazioni a questa guerra, soprattutto preparazioni economiche, sono preparazioni per una guerra molto lunga. Lunga quanto il suo potere che vorrebbe prolungare fino a metà degli anni 30 di questo secolo. Nei libri di storia come quello che ha ricostruito l'impero, ma l'impero nel nuovo ordine mondiale, perché lui non solo sta ricostruendo l'impero russo, perché dietro c'è la Cina, non dimentichiamoci. Allora, si sta parlando di un nuovo mondo.
Sì, uno scenario anche che appunto il titolo della Russia fa paura, qui fa paura o comunque inquieta anche il Mauro Gilli la prospettiva futura, perché stiamo parlando di un paese, la Russia, che al di là della volontà di potenza, che può essere anche legittima da parte di un grande paese come la Russia, possiede armi nucleari e non esclude probabilmente anche di utilizzarle. Sì, questa è la domanda che tutti si sono posti da quando questa guerra è iniziata. Le due chiavi interpretative opposte vedono la minaccia nucleare come un modo subdolo di obbligare i paesi occidentali a smettere di fornire supporto all'Ucraina. E dall'altra parte c'è chi invece genuinamente è preoccupato che la guerra possa prendere una piega dalla quale sarà molto difficile poi tornare indietro. Entrambe le posizioni sono legittime, non mi sento di dire chi ha torto, chi ha ragione. Se posso rassicurare i telespettatori, fortunatamente, salvo la seconda guerra mondiale, le armi nucleari non sono mai state usate perché esiste la deterrenza nucleare. Tutti, incluso Putin, è molto consapevole del fatto che non sappiamo cosa potrebbe succedere. È una guerra nucleare, una guerra che tutti noi perdiamo. Quindi da questo punto di vista non c'è nessun incentivo a perseguire questa strada. Allora, Mara Morini, nel discorso di questa mattina di Putin, che abbiamo seguito tutti con interesse, c'era almeno un accenno, a volte diciamo questo tema è stato sviluppato anche di più, c'era un accenno un po' all'attacco, una sorta di attacco al degrado morale dell'Occidente, un riferimento ai valori che la Russia difende, che gli altri, cioè noi, abbiamo dimenticati. E questo è un po' una costante del discorso putiniano. Che messaggio vuole dare questo? A chi si rivolge con questo messaggio? Beh, io ritengo che comunque ogni volta che Vladimir Putin fa un discorso è più rivolto in chiave domestica alla sua popolazione rispetto a quella che può essere un altro, diciamo, audience. È chiaro che sapeva benissimo la, diciamo, visibilità e l'attenzione mediatica che oggi tutto il mondo aveva nei confronti di questo discorso, ma non dice nulla di nuovo, perché la questione comunque della difesa dei valori tradizionali è stata espressa tantissime volte in questi anni ed è stata anche costituzionalizzata nella riforma della Costituzione dell'estate 2020, che pone proprio tra i valori tradizionali, ad esempio, la famiglia tradizionale composta solo da uomo e donna, non riconosce altre tipologie da questo punto di vista. E questo dimostra come questo conflitto non solo sia un conflitto per mire imperialistiche o meno o quant'altro, e tra due stati, ma ha assunto diverse declinazioni questa guerra, perché è una guerra di valori diversi, una guerra tra Occidente e Oriente, è una guerra per ridefinire soprattutto l'ordine internazionale, perché oggi l'ha spiegato chiaramente che la sua Russia aveva inviato alla fine dell'anno scorso una richiesta di ragionare insieme su quello che doveva essere il nuovo assetto della sicurezza europea, a maggior ragione del fatto che il prossimo giugno ci sarà il vertice NATO che ridefinirà il concetto strategico di difesa. Quindi direi che non è nulla di nuovo, ma che come sempre alcuni analisti che magari si basano più su fonti secondarie e non su fonti originali, tendono, diciamo, a applicare categorie di analisi occidentali ad un mondo che ha le sue caratteristiche, come diceva anche prima il dottor Caprari, che ha un suo eccezionalismo. Può essere accettato o meno, ma capire quell'eccezionalismo ci dà anche una chiave interpretativa per cercare di risolvere questo conflitto, anche perché siamo al 75esimo giorno e francamente per 75 giorni dobbiamo sempre fare la premessa su chi è l'aggressore e su chi è l'aggredito. Fare anche un'analisi che consenta di capire perché si è arrivati a questo punto e come uscirne, non credo che sia una giustificazione dell'aggressione, dell'invasione di Vladimir Putin. Non credo che bisogna ricadere nelle rispettive propagande, perché comunque quello che abbiamo visto, sentito prima anche in Lituania, dimostra come la questione linguistica e non solo etnica sia veramente un elemento di frattura, di divisione delle diverse società, perché quando anche il presidente Volodymyr Zelensky, che ricordiamo nel suo programma elettorale per le presidenziali del 2019 aveva parlato di
un dialogo con la Russia, di cercare un tentativo appunto di trovare una soluzione anche alla questione del Donbass e non certo quello che poi è successo successivamente come veniva citato prima, quando porta avanti, implementa una legge che era già stata presentata dal suo predecessore Poroshenko, che equipara la lingua ucraina ad una lingua straniera nelle scuole, è chiaro che questi sono tutti elementi che fomentano nazionalismi. Qui ci troviamo anche di fronte ad un ritorno dei nazionalismi che non giustifica assolutamente l'invasione della Russia, ma che ci deve dare quegli strumenti per capire come superare questa situazione. Effettivamente il ritorno dei nazionalismi, se non diciamo gestiti dentro una realtà multinazionale o da costruire o da ricostruire, sono portatori spesso di grandi problemi o comunque di grandi tensioni. Jacques Beau, allora la Russia è in guerra, la Russia si considera sotto assedio, la Russia è un po' più chiusa su se stessa, anche se credo sia sacrosanta e doverosa la differenza, la distinzione che tutti dobbiamo fare fra un regime politico e il popolo russo, perché altrimenti facciamo della disinformazione anche molto, molto facile. Comunque questa situazione non è una bella prospettiva, diciamo, anche per arrivare all'obiettivo evocato all'inizio del suo intervento da Nikolai Lilin, dell'amore o perlomeno del dialogo che precede l'amore. Che cosa si può fare concretamente per rompere questo tipo di situazione? Ma penso che tutto quello che è stato detto, specialmente la signora Morini, mi sembra perfettamente giusto. Dobbiamo andare un po' oltre la retorica che abbiamo adesso, soprattutto quelli che sono al di fuori, come in Svizzera ad esempio. Penso che io, se sarei ucraino, avrei già preso le armi contro i russi, chiaramente. Però sono svizzero e come svizzero penso che il mio ruolo non è di prendere le armi, neanche di condannare l'uno o l'altro. Dobbiamo trovare le soluzioni e penso che sia lo stesso per l'Unione Europea. E secondo me la comunità internazionale, diciamo l'Occidente, perché il resto del mondo ha già un sguardo più critico sul conflitto, ma dal punto di vista occidentale mi pare che non è il nostro ruolo di continuare la guerra, di fare tutto per mantenere le forze che combattono. Il nostro sforzo dovrebbe essere di provare, inciter in francese, spingere, incitare i protagonisti a sedersi. Ma vedete, quando Zelensky è stato eletto, come l'ha detta la signora Morini, sul mandato di fare la pace con i russi, è stato minacciata di morte dal signor Dmitry Yarosh, che è l'ex deputy del comandante delle forze armate ucraine. Lui è il rappresentante delle forze paramilitari il più potente dell'Ucraina e per quello che si tratta di denazificazione, perché Zelensky, mi pare, è sotto la minaccia di una parte importante, che non è importante nel Parlamento, ma importante sul punto di vista fisico delle forze armate, e su questa minaccia e si vede perfettamente. Quando ha provato a fare delle proposte di pace il 25 di febbraio, subito, 2 giorni dopo, sono venuti gli europei con il primo pacchetto di quasi $500 miliardi di armi. Quando Zelensky ha fatto una seconda proposta alla fine maggio, il 21 di marzo, 2 giorni dopo sono venute già l'Unione Europea a venire con un secondo package. Sì, tutto vero, Jacques Beau, però diciamo, queste proposte non è che... E quello è il problema. Queste proposte di pace non è che al Cremlino siano state accolte, diciamo... Qualche mossa, magari maldestra, Zelensky l'ha fatta in dizione della Russia. Devo dire che ha sempre trovato, in questa fase, l'impressione che abbia trovato porte chiuse. Perché? Ha ritirato le proposte, quindi i russi non sanno con chi devono discutere. E poi noi occidentali non abbiamo fatto lo sforzo di spingere tutti e due, russi e ucraini, a sedersi a tavola. Infatti noi facciamo solo tutto
perché la guerra continua. Ecco, questo effettivamente è uno dei temi, anche per chiudere questo capitolo, Antonio Caprarica, poi ancora Mauro Gilli rapidamente. Stiamo facendo di tutto, perché l'interrogativo sul fatto di sostenere la resistenza ucraina è stato un grande dibattito. Ecco, la domanda fino a quando? Fino a quando ha soldi Biden da mettere nella campagna militare? No, francamente mi sembra anche offensivo per gli ucraini immaginare che stiano appunto combattendo per conto nostro e perché noi glielo imponiamo o comunque glielo consentiamo. Io credo che sarebbe saggio, se vogliamo davvero aiutare i protagonisti di questa tragedia a venirne fuori, intanto riconoscere che proprio nel fuoco della guerra è nata una soggettività ucraina, un senso e una identità nazionale che si stanno esprimendo in una resistenza che ha colto di sorpresa tutti, a cominciare dagli analisti e dagli analisti militari. Abbiamo appena sentito, e mi pare lo stesso nostro interlocutore adesso ha detto: se io fossi ucraino avrei preso le armi. Ecco, gli ucraini hanno fatto questo, hanno preso le armi per difendere le loro ragioni. Immaginare che lo facciano perché glielo imponiamo noi, perché noi gli diamo le armi o perché noi li spingiamo, francamente mi sembra offensivo, anzitutto nei confronti della resistenza ucraina. Un ultimo accenno a un tema che poi ci porta indirettamente anche nel prossimo capitolo, che sarà quello della Svizzera e la guerra. Mauro Gilli, la guerra sta generando un allargamento quasi, diciamo, automatico dell'Alleanza Atlantica. A giugno Finlandia e Svezia chiederanno di aderire alla NATO. Ci sarà un percorso, diciamo, di apprendistato, per così dire, però sembra ormai scontato questo passaggio dei due paesi scandinavi nella NATO. Non c'è il rischio con questo passaggio di rompere ulteriormente gli equilibri in Europa e creare nuove, diciamo, situazioni di tensione, aumentare questa sensazione di assedio che evoca Vladimir Putin? Ma questa è la mia opinione personale, quindi chiaramente più opinioni sono possibili. Mi sembra obiettivamente molto difficile, nel senso che questi paesi cosa confermano è la sconfitta strategica di Vladimir Putin, che voleva rafforzarsi, esce da questa guerra molto indebolito. E la loro decisione senza precedenti di entrare nell'Alleanza Atlantica, quindi abbandonare il loro status neutrale, per la Finlandia è un po' più complicato, ecco, suggerisce che non si sentono sicuri se sono da soli, perché chiaramente un conflitto con la Russia da soli non lo potrebbero gestire, o meglio avrebbero grandi problemi, mentre l'Alleanza Atlantica darebbe loro quello che appunto l'Ucraina non aveva. Quindi è chiaro, potrebbe infiammare di più i toni, assolutamente, potrebbe dare adito alla retorica nazionalista russa che vede il paese accerchiato assolutamente, però da un punto di vista oggettivo faccio difficoltà a vedere questa mossa come un fattore che contribuisce a ulteriori conflitti. E sarà un effetto, anche questo probabilmente, un effetto di questa guerra, della guerra cominciata il 24 di febbraio con l'azione russa verso l'Ucraina, con l'invasione. Sono passati oltre 70 giorni, ne stiamo parlando tanto e continueremo a parlarne. Intanto ringrazio gli ospiti in studio e in collegamento, perché passiamo adesso, che per un po' arriveranno altri ospiti, alla questione la Svizzera e la guerra, perché l'invasione russa dell'Ucraina è diventata un tema, un argomento chiave in tutte le democrazie dell'Europa occidentale. Si è scelta la strada delle sanzioni, alcuni paesi si sono spinti ancora più in là nella fornitura di armi all'Ucraina. In Svizzera il confronto sulle scelte fatte dal Consiglio federale è stato anche molto acceso, e vale la pena fare, prima del confronto fra due parlamentari federali, un riassunto che ci consegna questa sera Nicola Zala. Oggi è una giornata triste che non vedevamo da tanto tempo, una giornata che non avremmo mai più voluto rivivere. È così che Ignazio Cassis descrive il 24 febbraio 2022, uno statement presidenziale di 7 minuti e 20 in cui condanna l'intervento militare russo ed esorta Mosca a ritirare immediatamente le proprie truppe dal territorio ucraino. La politica fondata sul potere sta vivendo una rinascita. Il diritto internazionale e gli accordi politici vengono sempre più ignorati ed interpretati in modo arbitrario. La fiducia reciproca diminuisce.
Parole dure seguite da un momento di confusione. I funzionari che dovevano spiegare nel dettaglio la posizione di Berna nei confronti del Cremlino sono in difficoltà. Ad ammettere la debacle informativa alcuni giorni dopo è Viola Amherd. È stata una cattiva comunicazione, lo riconosco. Passa un giorno, tornando alle questioni di fondo, il governo continua a non riprendere le sanzioni UE contro la Russia. Riferendosi alla legge sugli embarghi, si limita a impedirne l'aggiramento sul suolo svizzero. Come membro dell'ONU, la Svizzera è obbligata a riprendere le sanzioni di questa organizzazione. Per le sanzioni UE, la Svizzera decide invece caso per caso se farlo o meno. L'obiettivo dichiarato è mantenere aperto il canale diplomatico, ma 3 giorni dopo la svolta. Cassis, parlando di un attacco alla sovranità e alla democrazia di un paese libero, dice: È inaccettabile, moralmente, politicamente e dal punto di vista del diritto internazionale. Il governo ha perciò deciso oggi di riprendere a pieno le sanzioni dell'UE. Sanzioni, gli fa eco Ueli Maurer, che vengono applicate con severità. Se gli Stati Uniti vanno oltre l'UE, i nostri attori finanziari si orientano automaticamente al diritto sanzionatorio più severo, è l'insegnamento delle multe pagate in passato. Il tema delle sanzioni continua però a far discutere. La Svizzera in poco più di 2 mesi congela patrimoni russi per circa 9 miliardi di franchi, tanti se paragonati ad altri paesi. Molte voci chiedono però di fare di più. Critiche piovono anche dopo la presenza di Cassis a una manifestazione ucraina in Piazza Federale, con tanto di collegamento col presidente Zelensky, e dopo la visita a Kiev e dintorni di una delegazione parlamentare guidata dalla presidente del Consiglio nazionale Irene Kälin. La grande domanda che ci si pone è: la Svizzera così facendo mette a repentaglio la sua neutralità? Per il Consiglio federale la risposta è no. Con il protrarsi del conflitto, Berna deve affrontare poi altre sfide, per esempio l'accoglienza dei profughi ucraini. Non li abbandoneremo a se stessi, afferma sin dai primi giorni Karin Keller-Sutter. Poche settimane dopo, un passo mai visto in Svizzera. Il Consiglio federale ha deciso per la prima volta nella storia di introdurre lo Statuto di protezione S. Chi ha dovuto lasciare l'Ucraina riceve facilmente e velocemente protezione. Sinora in Svizzera sono arrivati quasi 50.000 rifugiati ucraini, soprattutto donne e bambini. A medio termine a far paura sono poi il rincaro già percepibile di molti prodotti e le possibili difficoltà nell'approvvigionamento energetico. La situazione energetica cambierà radicalmente nel mondo intero. Anche la Svizzera ha puntato troppo sulle importazioni negli ultimi anni. È una ragione di più per aumentare la produzione delle nostre energie rinnovabili. Anche per l'esercito i partiti borghesi chiedono più soldi. Viola Amherd, irritando la sinistra, fa pressione su chi ha lanciato l'iniziativa Stop F-35. Non ho detto che devono ritirarla, ho detto che nell'attuale situazione sarebbe sensato se gli iniziativisti riflettessero su questa possibilità. Insomma, 74 giorni di guerra in Ucraina sono bastati per mettere a dura prova anche la politica svizzera. Beh, indubbiamente la politica svizzera è stata particolarmente sollecitata anche a seguito della guerra, tante decisioni del Consiglio federale. C'è stato oggi il Parlamento, il Consiglio nazionale, che è riunito in questi giorni in una sessione particolare, ha deciso a maggioranza il passaggio da 5 a 7 miliardi del budget dell'esercito entro il 2030. Questa intenzione, appunto votata dal Consiglio nazionale, dovrà passare anche al Consiglio degli Stati, che con buone probabilità, stando ai rapporti di forza, dovrebbe appunto accoglierla. Accogliamo adesso nel nostro programma Marco Chiesa e Marina Carobbio, che saluto, 2 consiglieri agli Stati del Canton Ticino. Marco Chiesa, un primo commento rispetto alla decisione oggi del Consiglio nazionale che l'UDC sostiene. È un effetto anche questo, prima parlavamo della Finlandia e della Svezia che stanno per correre sotto l'ombrello NATO. La Svizzera coglie l'occasione, per così dire, della guerra per aumentare il budget militare in un momento in cui qualcuno potrebbe dire: beh, prima della guerra non c'era questo tipo di necessità. Come mai? Vabbè, in verità è da molti anni che si sottovalutano dei rischi, dei pericoli anche legati
al nostro continente la situazione nel Donbass, la conosciamo dal 2014, molti analisti e molti specialisti avevano detto qui probabilmente c'è un focolaio che in prospettiva potrebbe anche infiammarsi. L'esercito svizzero però purtroppo non è stato dotato dei mezzi sufficienti per potersi modernizzare, per poter affrontare quelle che sono anche le sfide del futuro. Penso all'armamento, sì, a quello che è l'equipaggiamento, ma penso anche ai cyberattacchi, quindi quello che è anche una guerra informatica. E quindi credo che sia oggettivamente una saggia decisione quella del Consiglio nazionale. Andiamo incontro ad un pragmatismo, investiremo qualcosa come l'1% del prodotto interno lordo. Lei sa benissimo, i telespettatori lo sapranno, che i paesi della NATO sono chiamati ad investire il 2% in armamenti, quindi non significa assolutamente che stiamo facendo anche un passo più lungo della gamba, e la Svizzera merita un esercito credibile perché noi siamo il paese neutrale che si difende anche a mezzo di un esercito che abbia una sua forza. Marina Carobio, la difesa della neutralità svizzera merita, secondo chi la sostiene, chi sostiene appunto questa tesi, un maggiore investimento militare. Voi siete contrari, lo siete stati oggi in Parlamento, lo sarete agli Stati, ma verosimilmente diciamo questa è una battaglia persa. Anzitutto buonasera, a me dispiace un po' che sia stata presa questa decisione oggi in maniera così precipitosa, utilizzando anche questa guerra appunto per aumentare le spese militari, quando invece in altri ambiti che dovremmo investire, penso in particolare alla nostra dipendenza da petrolio, dal gas, quindi la dipendenza di risorse essenziali da altri paesi come la Russia o anche altri paesi, e quindi di fatto noi finanziamo la guerra acquistando anche con questa dipendenza. Quindi è su questo che avremmo dovuto piuttosto riflettere e non su un precipitoso aumento delle spese di armamento come è stato fatto oggi. Io non penso che non si debba discutere di sicurezza, ma non lo si fa senza un piano concreto, perché da quello che ho potuto seguire dal dibattito del Consiglio nazionale non c'è un piano concreto su come utilizzare questo aumento delle spese militari. Si è deciso aumentiamolo e poi staremo a vedere cosa fare. Il dibattito lo approfondiremo quando ci saranno gli Stati, perché voi sarete protagonisti su posizioni diverse, ma diciamo che era un aggancio all'attualità. Quello che interessa adesso è anche un po' il vostro giudizio, Marina Carobio, più generale sulla posizione della Svizzera in questi 2 mesi e mezzo. Diciamo, la Svizzera ha fatto delle scelte che a lei sembrano coerenti, che sembrano portare dove? Ma, dipende quali scelte. Ha fatto delle scelte importanti e necessarie, che erano quelle di applicare le sanzioni. Ha tergiversato un po' nell'applicare queste sanzioni decise a livello internazionale, ma poi l'ha fatto. Quindi sicuramente questo è stato positivo. Abbiamo però anche visto che una volta decise le sanzioni si è fatto fatica ad applicarle nei vari cantoni, e ancora oggi mancano, a mio parere, delle misure di applicazione abbastanza incisive in tutta la Svizzera e in tutti i cantoni. Comunque almeno questa decisione positiva è stata fatta. La seconda decisione positiva sicuramente è stata quella di stabilire, di introdurre questo statuto S per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Vorrei ricordare che circa 5 milioni sono le persone in fuga e 7 milioni si dice sono quelle che sono in fuga all'interno dello stesso paese, quindi dell'Ucraina. E anche questo è stato sicuramente un passo positivo, un passo necessario, che pone però anche delle domande sulla nostra accoglienza, che è stata importante, che è importante per quanto riguarda coloro che scappano da questa guerra, ma che deve essere applicata nello stesso modo chi scappa da altre guerre o da altre situazioni difficili. Quindi su questi 2 punti si è agito bene, c'è voluta però una pressione da parte della società civile e della politica per andare in questa direzione. Marco Chiesa, la pagella alla Svizzera in questi 2 mesi e mezzo. È tra l'altro una situazione molto, molto difficile. Ad esempio la gestione dei profughi è stata estremamente complicata, no? Con un afflusso rapidissimo. Beh, la Svizzera ha abdicato la sua tradizionale neutralità. Oggettivamente io vorrei un paese che si impegnasse per trovare delle soluzioni di pace, ma con le scelte che sono state fatte, quelle di ospitare Zelensky in Piazza Federale, di applicare delle sanzioni, di andare con una politica schizofrenica dei partiti che hanno domandato da un lato la fornitura di munizioni, l'alleanza di centro, i Verdi Liberali che domandano addirittura di dare delle armi,
Il Partito Socialista che chiede di confiscare i beni sul nostro territorio e quindi non avere più uno Stato di diritto. Oggettivamente oggi ci mettiamo in una situazione estremamente complicata per essere parte di una soluzione. Io avrei voluto vedere una Svizzera, che si parla molto spesso di questi buoni uffici, ma una Svizzera che ha la capacità di mettere al tavolo due contendenti, dei quali moralmente e oggettivamente non posso che altro che sposare la causa degli ucraini contro un aggressore come Putin in questo momento. Però è oggettivo che noi non possiamo seguire una strategia americana nella quale si continua ad alzare i toni, perché continuare ad alzare i toni significa non trovare quella che è una strada della pacificazione di questo conflitto. E la Svizzera avrebbe potuto giocare un ruolo importante vista la sua riconosciuta neutralità e anche la presenza di quelli che sono degli organismi internazionali sul proprio territorio. È un po' peccato che non ultimo qualche giorno fa anche l'ambasciatore russo ha detto che la Svizzera non è più credibile in questo contesto. Marina Carobio, questo ruolo della Svizzera, ecco appunto, che è sembrato agli occhi di alcuni, Marco Chiesa l'ha detto, un po' passivo, un po' a seguito dell'Unione Europea, che a sua volta è al traino degli Stati Uniti. Ci si aspetta, magari c'è ancora la possibilità di fare, diciamo, di prendere delle iniziative. Agli inizi di luglio è prevista la conferenza sull'Ucraina a Lugano, già prevista prima. Che cosa sarà non lo sappiamo, perché non sappiamo che cosa potrà succedere da qui all'inizio di luglio. Tutti sogniamo che sia la pace di Lugano, ma sarebbe probabilmente un po' troppo ottimistico. Ma il ruolo della Svizzera, al di là delle decisioni prese finora, che iniziativa può prendere per tornare in gioco, per così dire, o per entrare nel gioco del dialogo? Ma la Svizzera è anche sede di importanti organismi internazionali, è sede anche della Convenzione di Ginevra, si è sempre battuta a livello di organismi multilaterali per i diritti umani, per il rispetto del diritto internazionale, anche con i suoi rappresentanti in vari consessi. Io penso che questa è una politica che dobbiamo continuare a fare, che sappiamo farle, che dobbiamo portare avanti con forza, ma questa non è messa in discussione dal fatto che ci sono state delle misure che è stato necessario prendere, come il fatto di sanzionare l'elite russa, rispettivamente gli oligarchi che con i loro mezzi finanziano la guerra. È chiaro che questo, l'abbiamo visto, non è stato sufficiente per fermare la guerra, quindi ci vogliono altre misure, come dicevo, a carattere diplomatico. Io penso che qui la Svizzera può ancora entrare in gioco, e poi, l'ho detto inizialmente in entrata in questa discussione, c'è la questione di non più dipendere, comunque di dipendere dall'approvvigionamento del gas russo, che a sua volta finanzia la guerra. Quindi possiamo investire rapidamente nelle energie rinnovabili per diminuire questa dipendenza. Ma per tornare alla questione sul ruolo della Svizzera come possibilità di discussione a livello diplomatico, io penso che può ancora farlo, lo può fare appunto lavorando in questi organismi multilaterali di cui la Svizzera fa parte, non può farlo evidentemente da sola. Ceschi, mi permetta due osservazioni. La prima, si è fatta una grandissima battage sulla questione degli oligarchi, e poi oggi, o notizia di ieri, scopriamo semplicemente che la Russia nei primi 4 mesi dell'anno ha aumentato del 25% il commercio con la Cina. Quindi questo, in verità, noi siamo all'interno di un contesto internazionale nel quale gli scambi si stanno oggi spostando, creando dei blocchi Russia-Cina, e non ce ne stiamo neanche accorgendo, e qui continuiamo a parlare degli oligarchi che non hanno avuto nessun impatto su Putin. Mi permetta però anche una seconda osservazione per quanto attiene a quello che è l'approvvigionamento energetico, perché l'unico partito che diceva che la strategia energetica 2050 sarebbe fallita era proprio l'UDC, e invece il PS ed altri partiti ci assicuravano che questo approvvigionamento non sarebbe stato mai in discussione. Non più tardi di 2 mesi fa, a fronte di quello che è il grosso rischio di penuria energetica, la consigliera federale Sommaruga è venuta semplicemente a dirci che dovremmo costruire delle centrali a gas. Quindi mi sembra un po' schizofrenica questo tipo di ragionamento nel quale si vorrebbe abbandonare il gas da un lato, dall'altro canto il Consiglio federale, a fronte della penuria che ci sarà, e sarà improvvisa, certo degenerata dal conflitto Russia-Ucraina, non più tardi di 2 mesi fa ci viene proprio offerto da parte del Consiglio federale di andare in quella direzione. Mi sembra che stiamo proprio perdendo la bussola. Marina Carobio, rapidamente, poi volevo ritornare sul tema degli oligarchi, perché qualcosa da dire c'è anche su questo tema.
Esattamente, c'è molto da dire sul tema degli oligarchi. Ci avete mostrato anche voi stasera con un servizio al quotidiano com'è l'applicazione anche a livello cantonale e il fatto che ci sono degli oligarchi anche nel nostro cantone e che finora purtroppo sono stati bloccati solo una minima parte degli importanti averi che ci sono in Svizzera da parte di queste persone che comunque con i loro mezzi hanno finanziato o finanziano la guerra. E però vedo che il collega Chiesa sposta l'attenzione invece da questo tema, dando la colpa a una consigliera federale sulla situazione in cui ci troviamo. Allora io penso che il tema della dipendenza energetica è legato anche non solo alla guerra, si è reso più acuto con questa guerra, ma è legato anche ai cambiamenti climatici, è legato alla necessità di utilizzare di più le energie rinnovabili e dipendere meno dalle energie fossili, e questi sono dei temi importanti che purtroppo sui quali purtroppo finora l'UDC ha sempre bloccato dei reali cambiamenti. In questa direzione che noi dobbiamo andare, ed è per questo che per esempio la Commissione dell'Energia proprio alcune settimane fa ha adottato delle misure importanti e che terranno in vigore rapidamente nell'ambito del controprogetto all'iniziativa sui ghiacciai che prevede appunto di andare in direzione di adottare delle misure per ridurre il consumo di energie fossili e quindi salvaguardare l'ambiente. Quindi se l'ha fatto la maggioranza della Commissione vuol dire che c'è la possibilità di andare in questa direzione, ne parleremo poi in maniera più completa sicuramente durante il dibattito che ci sarà anche al Consiglio degli Stati. Però attaccare così una persona per non entrare nel tema che io ho sollevato, che è quello appunto che ci sono degli averi importanti di chi ha costruito o ha dato la possibilità a questo paese come dalla Russia di armarsi sempre più e di poi attaccare l'Ucraina e non intervenire anche in maniera mirata sugli averi di questi oligarchi, che mi sembra un po' veramente un attacco che è mirato a non discutere di questa tematica. Ma possiamo discutere degli oligarchi quanto vuole, ma quando c'è una dipendenza da parte dell'Europa che foraggia con miliardi di euro ogni mese, e poi la Russia ha trovato nuovi sbocchi per i suoi prodotti, quella che è la fortuna di oligarchi che lei pensa che viene così distribuita facilmente a Putin, non gioca più nessun ruolo, ma la problematica è assolutamente vera, quella dell'indipendenza energetica. E io mi domando, proprio tutti questi progetti che erano dei progetti rinnovabili, penso all'idroelettrico, penso all'eolico, penso a tante altre opportunità, sono state proprio bloccate dal suo fronte molto spesso. E quindi quando noi dicevamo che in prospettiva saremmo andati incontro a una difficoltà per approvvigionare le nostre economie domestiche e per approvvigionare le nostre aziende, voi avete sempre smentito. Oggi la proposta, mi scusi, ma questo è un fatto, la proposta da parte del Consiglio federale, se non vogliamo parlare di una sola persona però che è responsabile di quel settore, è di costruire delle centrali a gas. Questo mi permette di dire che è semplicemente un fatto. Allora, voglio tornare in conclusione di questo capitolo sugli oligarchi, perché Marina Carrobbio prima, mi fa piacere, evocava una notizia, uno scoop della RSI di oggi, di Sharon Bernardi e Elena Borromeo, cioè che è stata bloccata dalla Confederazione una villa in Ticino di un senatore russo vicino a Vladimir Putin, bloccati gli averi appunto, quindi la villa non è sequestrata, è bloccata. Questo è un elemento di notizia sul quale lavoreremo ancora anche nei prossimi giorni. Però c'è stato, nei giorni scorsi ci sono state le critiche della Commissione Helsinki, che è un'agenzia diciamo indipendente creata dal governo statunitense nel 1975, che ha detto in sostanza, la faccio molto semplice: Svizzera, sì, d'accordo con le sanzioni, stai facendo un po' la furba perché hai bloccato 7 miliardi e mezzo di avere degli oligarchi russi nelle tue banche svizzere, ce ne sono probabilmente 150-200 miliardi, e quindi o sono bravissimi, diciamo, quelli che gestiscono gli averi russi in Svizzera, ed è probabile che siano molto bravi perché gli oligarchi non si affidano a dei dilettanti per questo tipo di lavoro, oppure diciamo il sistema ha qualche falla. Il Consiglio federale ha detto queste sono accuse, diciamo, infondate. Poi qualcuno potrebbe anche dire dagli Stati Uniti lezioni su questo fronte si potrebbero anche non prendere, perché ci sono
realtà negli Stati Uniti che diciamo favoriscono la presenza di capitali anche provenienti da tutti i paesi con una fiscalità molto molto favorevole, ma su questo punto Marco Chiesa è la scelta delle sanzioni che secondo me è sbagliata. L'applicazione poi non è stata granché. Ma mi permette di dire che ci lasciamo sempre calare le lezioni da altri e poi dopo ci accorgiamo che metà del mondo, più di metà del mondo non ha applicato nessunissima sanzione. E oggi cosa fanno questi capitali che sono molto mobili? È chiaro che la villa di Brione non può spostarla, ma dei capitali monetari o delle azioni e può spostare tranquillamente in altri posti dove sono ben contenti di riceverli. Io credo che sia ora anche un po' di smetterla di continuare ad accusare la Svizzera di essere lassista. Noi siamo un paese diligente, quando abbiamo cambiato strategia, quella del segreto bancario, l'abbiamo applicata. Abbiamo fatto i nostri errori, ma siamo anche una democrazia nella quale siamo in grado di riconoscere dove ci sono state delle cose da migliorare. Oggi essere indicati sempre da tutti, fra l'altro con anche dei partiti che fiancheggiano queste cose all'interno del nostro paese, non mi indigna un po' come svizzero. Marina Carobio, una reazione finale su questo tema? Ma si può discutere sulle modalità con cui gli Stati Uniti, rispettivamente questa commissione, hanno valutato l'applicazione delle sanzioni al nostro paese, ma è un dato di fatto che ci sono delle lacune sia nell'applicazione delle sanzioni, l'ha detto lei, solo una minima parte degli averi sono stati bloccati, ma vediamo anche che per esempio per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, questo tema era già uscito prima della guerra in Ucraina, ci sono appunto delle lacune. Manca per esempio, ci sono dei temi che ora stanno tornando in discussione, che non sono sostenuti solo dal mio partito ma anche da rappresentanti di partiti del centro o del centrodestra, che dicono sì, bisogna colmare queste lacune soggettando per esempio chi anche fa consulenza finanziaria, penso avvocati e fiduciari che si occupano proprio magari di questi costrutti che permettono poi di aggirare la legislazione, a cui si rivolgono anche chi ha ingenti capitali come possono essere degli oligarchi. È chiaro che questo va fatto non solo in Svizzera, va fatto in tutti i paesi, va fatto anche negli Stati Uniti, ma non vedo perché la Svizzera non deve migliorare la lotta a chi nasconde dei capitali che nel nostro paese rispettivamente non bisogna modificare la legge per far sì che queste sanzioni vengano, o applicare direttamente queste sanzioni in maniera più rapida e completa. Quindi c'è molto da fare, è qualcosa che non riconosce solo il Partito Socialista in Svizzera, oggi cominciano a riconoscerlo anche altri. Sì, mi piacerebbe prendere lezioni da quelli che sono dei professori e non da quelli che sono dei cattivi allievi, perché se penso a determinati paesi che muovono delle accuse nei confronti della Svizzera, probabilmente lì non abbiamo nulla da imparare. Allora, grazie a Marco Chiesa e a Marina Carobio per questo confronto su alcuni effetti della guerra sulla politica svizzera, sulla nostra realtà. Potremmo toccare tantissimi altri temi, abbiamo evocato la questione dei profughi, abbiamo parlato anche in altre trasmissioni lungamente dell'effetto sui prezzi, sulle materie prime, insomma questo conflitto lascia dei segni profondi nel presente e li lascerà anche nelle prossime settimane. L'azione militare della Russia contro l'Ucraina e il ritorno della guerra in Europa è una sfida anche per noi, anche per il giornalismo, muoversi fra le notizie, distinguere il vero dal falso, non farsi annebbiare dalla propaganda che arriva da tutte le parti è difficile, ma è possibile, anzi è necessario. I mass media sono presenti sul territorio ucraino, gli inviati, anche i nostri, raccontano giorno dopo giorno ciò che vedono con i loro occhi, una parte del tutto, una parte piccola ma necessaria per tentare di capire ciò che accade. Il giornalismo di guerra è anche molto pericoloso, non basta la scritta press sui veicoli o sopra il giubbotto antiproiettili o sul casco. I giornalisti possono diventare dei bersagli. In queste settimane una ventina di reporter sono rimasti uccisi in Ucraina, morti per cercare un pezzo di verità. E io saluto in collegamento con noi David Puente di Open Online. Lei è un cacciatore di bufale, ce ne sono tante in questa guerra, poi le dirò se ce n'erano tante in questa trasmissione. Gli chiederò se ce n'erano tante in questa trasmissione.
Allora, buonasera a tutti. Sì, è una guerra che si combatte non solamente nel territorio ucraino, ma anche online. Abbiamo sentito parlare di propaganda, abbiamo sentito parlare di appunto di comunicazione. Da parte di tutti e due gli schieramenti sono state diffuse quelle che vengono comunemente definite bufale. Ne abbiamo viste di tutti i colori, dai video di videogiochi utilizzati per sostenere che ci siano dei fantomatici eroi di guerra, questa dalla parte ucraina, mentre dall'altra parte abbiamo visto immagini, anche addirittura accuse infondate nei confronti di vittime dei bombardamenti. Abbiamo visto la storia delle due ragazze incinte a Mariupol nell'ospedale pediatrico, che erano state addirittura definite come attrici e interpretate da un'unica persona, e poi abbiamo visto la cosa forse un po' più pericolosa che abbiamo visto, diciamo, noi nell'ambiente dei fact checkers, cioè quelli che verificano appunto le fonti, i fatti attraverso appunto quello che viene diffuso non solamente dai media ma anche online. Il fatto che i russi abbiano addirittura creato un loro sito di fact checking proprio nello stesso giorno in cui è iniziata l'invasione in Ucraina, un sito completamente anonimo, ma subito è stato sponsorizzato dai ministeri e dalle ambasciate russe. Ed è una cosa contorta, perché attraverso un falso fact-checking viene diffusa una quantità enorme di falsità e teorie del complotto che man mano che vengono addirittura, come è successo con i miei colleghi che abbiamo lavorato su queste notizie che hanno diffuso, una volta che si sono rivelate bufale hanno rigirato la frittata e hanno continuato comunque a insistere nella loro propaganda. È un sistema molto complesso, è diventato ancora più complesso. Pensavamo di aver visto parecchie cose già con la guerra in Afghanistan. Con l'invasione ucraina la cosa si è ancora di più complicata ed è veramente a volte difficile arrivare a un punto e capire dove è effettivamente la verità. Si può dire che la guerra è una sorta di motore delle fake news, diciamo la propaganda che alimenta la guerra è un motore delle fake news. Ma assolutamente, ma le bugie ci sono sempre state, le bugie di guerra, i tentativi di... Prima avevamo sentito citare i famosi protocolli di Savi di Sion, ma questo è proprio per tornare indietrissimo nel tempo. Ma anche nelle guerre in Siria, in Iraq, ci sono state delle bufale, ci sono state delle false notizie per sviare o per comunque attirare l'opinione pubblica verso una storia che non è quella che effettivamente nel luogo. Ho visto anche di persone che hanno che sul posto, giornalisti sul posto, che si sono ritrovati addosso delle bufale. Per esempio mi ricordo che Locatelli, un nostro collega che adesso si trova tra l'altro in Ucraina, quando era sul fronte di guerra siriano, si è ritrovato in una situazione in cui la popolazione in cui lui si trovava, nella zona dove si trovava, era stata diffusa una bufala nei confronti degli occidentali che in quel momento erano arrivati nella zona. Dicevano di aver bruciato, appena arrivati, aver bruciato il Corano. Le persone che si trovavano in quella zona, che appunto si ritenevano liberati finalmente dai terroristi, si sono ritrovati a pensare che in verità si trovavano di fronte a un esercito, a un invasore contro la loro stessa cultura. Ecco, su questo bisogna stare molto attenti, perché chissà quante volte sta succedendo questa cosa in Ucraina e magari non lo sappiamo ancora, lo scopriremo più avanti. Ecco, come siamo messi come giudizio generale dopo 2 mesi e mezzo di guerra, la qualità dell'informazione globalmente secondo lei ha retto, oppure diciamo l'eccesso, le troppe bufale sono una sorta diciamo, di male oscuro che accompagna l'informazione? C'è un eccesso di informazione. Ci sono troppe diciamo, informazioni che vengono fornite da più fonti in maniera più o meno attendibile, più o meno fatta con approfondimento. A volte vengono semplicemente copiate le notizie da un sito all'altro. Ci sono addirittura notizie che magari non partono direttamente dalla Russia, ma dall'estero, e poi arrivano in Russia e vengono utilizzate dalla stessa Russia per diffondere appunto la propria propaganda. Noi abbiamo un problema nell'ambito giornalistico, tendiamo a prendere troppo dagli altri, invece quando dobbiamo pensare a raggiungere la fonte primaria e capire cosa è stato realmente detto. In Italia in questi giorni si è parlato di un Zelensky
che avrebbe addirittura aperto una trattativa, o comunque aperto la possibilità di una pace lasciando la Crimea alla Russia. Questa è una dichiarazione che poi, andando a vedere l'intervista su cui tutti quanti si sono fatti affidamento, in questa intervista non ha mai detto una cosa del genere, ma ormai era troppo tardi, era già passato un giorno in cui tutti i media, incluso purtroppo, devo dirlo con amarezza, anche il mio giornale, aveva diffuso questa notizia. Tra l'altro poi ha generato una reazione anche da parte del segretario generale della NATO che diciamo sembrava smentisse la linea di Zelensky, quindi cioè, da una fake news si alimenta una narrazione parallela, per così dire. Noi dobbiamo lottare contro il tempo, cioè questo è stato un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri. Sa quante notizie arrivano in redazione, almeno per quanto riguarda Open, arrivano tantissime notizie al giorno e ogni volta ci domandiamo è vero oppure no, e ci manca il tempo, ci mancano le risorse, è una corsa continua e non oso immaginare, appunto anche altri nostri colleghi nelle altre testate, non è affatto facile. Dobbiamo stare attenti non solamente alla Russia, ma anche, come è successo a volte con l'Ucraina, che magari ci diffondono le foto, come è successo, io mi ricordo perfettamente la scena in redazione. I canali Facebook dell'Ucraina avevano diffuso una foto di un aereo abbattuto, dicendo che era un aereo abbattuto russo, abbattuto a Kiev. Io mi sono ricordato, per pura fortuna, di aver visto già quell'immagine in un fotogramma di un video, addirittura il mese prima. Sono andato a cercarlo, l'ho trovato e ho fermato in redazione la pubblicazione di questa storia. E abbiamo detto no, in questo caso i russi, gli ucraini ci stanno dicendo una bufala. Quell'aereo in verità era ucraino e abbattuto da un'altra parte. Quindi bisogna stare attenti e non prendere per oro colato qualsiasi cosa che viene detta da una o dall'altra parte. E purtroppo magari quella fretta, quella voglia di arrivare primi nella notizia, ecco, dobbiamo frenare questa voglia e dobbiamo piuttosto, non dico perdere tempo perché non si perde tempo, bisogna impiegarlo bene per dare una corretta informazione ai cittadini. Ci vuole molta attenzione, ci vuole molta prudenza per raccontare una guerra, prudenza nel senso buono del termine, nel senso attenzione ai dettagli e anche alla precisione. Quindi sostanzialmente ci dice meglio dare le notizie quando sono verificate, oppure fare quello che molto spesso facciamo, è la citazione delle fonti, che è molto importante, però diciamo può contribuire anche a ingenerare una confusione dove la fonte a poco sparisce e rimane qualcosa che assomiglia a una notizia di cui non si conosce più la provenienza. Questo rischio c'è. Beh, è costante, non l'abbiamo visto solamente adesso, è una cosa che ormai ci trasciniamo da tantissimo tempo. Ecco, quindi piuttosto preferirei dare una notizia il giorno dopo, ma corretta, piuttosto che darla sbagliata e nell'immediato. Non è sempre facile farlo. La mia fortuna nel mio ambito, cioè quello del fact-checking, è che noi non stiamo correndo. Vorremmo essere più veloci, ma è difficile, la mole di informazioni che ci arrivano è tantissima. Ci vorrebbe in questo caso quasi un esercito. Per fortuna a livello internazionale ci siamo organizzati un po' fra colleghi per darci una mano l'un l'altro, però effettivamente questo lavoro impiega parecchio tempo e parecchie risorse. Spero che insomma ci sia dopo questa guerra, dopo questa invasione russa in Ucraina, come lo è stato poi anche nel periodo nell'Afghanistan, ci faccia rendere conto che il giornalismo ha bisogno più della verifica dei fatti piuttosto che arrivare prima alla notizia e poi magari doverla smentire di nuovo perché appunto si è commesso un errore e un danno anche per la nostra informazione. David Puente, in conclusione, i cittadini diffidano dei media, diffidano ancora di più dopo quello che è successo, dopo la pandemia. È il punto di svolta di un rapporto fra cittadini e media, la pandemia. La pandemia sicuramente ha creato un enorme problema, che appunto noi abbiamo parlato anche di infodemia. In qualche modo lo stiamo vivendo anche con la crisi ucraina. C'è da dire che da questo punto di vista però non è una cosa eccessivamente tragica, nel senso che non è la maggior parte della popolazione. C'è una parte della popolazione che ha perso fiducia, c'è una parte della popolazione che è in dubbio se dare ancora fiducia all'informazione, al giornalismo. Sta a noi giornalisti dire che cosa vogliamo fare, cosa vogliamo diventare, come vogliamo crescere, perché nel giornalismo secondo me non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di crescere e bisogna capire che dopo quello che è successo
in questi ultimi 2 anni e dopo la guerra, insomma, sperando che questa guerra finisca presto, insomma, cerchiamo di capire quali sono stati i nostri errori per recuperare quella credibilità che è andata un po' persa. David Puente, grazie di essere stato nostro ospite. Nel giornalismo non si finisce mai di imparare, ogni giorno bisogna cercare di rinnovare il patto con il nostro pubblico, il patto si rinnova con la credibilità, con l'autorevolezza e quando si commettono gli errori anche riconoscendo che gli errori sono stati commessi. Grazie ancora di aver contribuito alla riflessione dentro la nostra puntata extra large, è il caso di dirlo, di 60 minuti, con quasi 2 ore di programma, erano doverosi per fare il punto oggi 9 maggio su un conflitto in corso da oltre 75 giorni, un conflitto che segna l'Europa, che segna tutti noi, perché le conseguenze di questa guerra le vediamo ogni giorno e le vediamo anche nella nostra vita quotidiana. 60 minuti si chiama così, anche stasera termina qui, l'appuntamento a lunedì prossimo alle 21:05 per un'altra puntata del nostro programma. A tutti l'augurio di una buona serata ancora.